Cari telespettatori, ben ritrovati. Oggi parliamo di un tema che è molto interessante e vedrà coinvolti molti di voi. Parliamo del divario, del gap digitale tra i nativi del digitale, i nativi ragazzi, giovani e abbastanza giovani, insomma, che da sempre hanno visto le modalità di approccio con la pubblica amministrazione, con i servizi, con tutto attraverso internet e la rete, sanno muoversi benissimo, e una generazione invece che non è nata con questi sistemi, che si deve necessariamente approcciare, però sarebbe congruo che ci fossero delle metodiche di avvicinamento adatte a far sì che la cosa sia effettuabile nel tempo e nei modi più semplici possibili, più brevi possibili. Così non è. Le conseguenze quali sono? Un allontanamento da tanti servizi, dalla fruizione di tanti anche beni, e questo non va bene. Parliamo delle persone un po' più anziane, lo facciamo con lo SPCGL, in modo particolare qui con noi in studio ben ritrovato Ugo Giollo, segretario SPCGL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Ben arrivato, anche ben ritornato, Antonio Infante, Lega SPCGL Venezia, Centro Storico e Isole. Grazie anche a lei. Ben collegato qui con noi Adriano Filice, segretario generale SPCGL di Verona. Grazie anche a lei. Molto digitale anche lui. Allora, segretario, voi avete fatto anche delle ricerche e delle indagini molto interessanti, perché tra gli over 65 c'è questo divario digitale che si percepisce sempre di più. E invece occorre far tutto attraverso questi sistemi. Sì, il tema è esattamente questo, quello di cui oggi vorremmo parlare, e cioè in particolare dopo la pandemia, dopo il Covid, vi è stata una accelerazione rispetto a tutto il tema del digitale. E cioè rispetto al fatto di come in particolare la pubblica amministrazione, ma non certo solo la pubblica amministrazione, si rivolge alle persone. Faccio degli esempi. Per prenotare una visita piuttosto che per prendere appuntamento per rifare una carta d'identità, piuttosto che per prenotare un concerto, quasi sempre viene chiesto alle persone di farlo tramite appunto gli strumenti informatici. Questo pone in realtà un problema, perché questi strumenti sono certamente un'opportunità, ma se non vi è quello che noi chiamiamo da un lato un sistema di alfabetizzazione e dall'altro una educazione digitale, il rischio reale è che tante persone rimangano tagliate fuori o siano in grande difficoltà e vedano questa situazione come una situazione difficile da affrontare. Ostica. Questo, come diceva lei, riguarda soprattutto quelli che vengono chiamati immigranti digitali, cioè non tanto quelli che arrivano da altri paesi, ma quelli che sono arrivati al digitale a una certa età, siano i cinquantenni, i sessantenni, i settantenni e via di seguito, che si ritrovano spesso e volentieri in balia di questa situazione. Allora, i temi... E quando si è in balia di questa situazione si rischiano almeno due situazioni spesso e volentieri. Uno, quello dell'isolamento, perché uno dice vabbè, fai a meno di usufruire di questi strumenti, ma spesso e volentieri non usufruire di questi strumenti vuol dire appunto condannarsi all'isolamento rispetto a una società che sta evolvendo. Ma dall'altro, lo dicevamo prima anche con qualche battuta, c'è anche un problema di legalità, perché quanto delle truffe passa ultimamente per questi sistemi. Allora, il messaggio che noi vorremmo lanciare e che lanciamo nella attività quotidiana è esattamente quello che in particolare la pubblica amministrazione non risolve il problema soltanto facendo diventare i servizi online, ma deve anche porsi il problema
dei diritti delle persone, e tra i diritti delle persone noi riteniamo anche quello di poter evidentemente rapportarsi a queste nuove tecnologie. Noi facciamo la nostra parte, poi ne parlerà Adriano per quanto riguarda Verona, ne parlerà Antonio per quanto riguarda Venezia, ma lo facciamo su tutto il territorio del Veneto, ma dall'altro stiamo anche cercando di agire nella cosiddetta contrattazione sociale, cioè la contrattazione con le pubbliche amministrazioni, perché le stesse pubbliche amministrazioni si facciano carico di questo e diano delle opportunità alle persone. Assolutamente. Guardiamo due dati perché sono molto interessanti, il divario digitale degli over 65, dopo entriamo nel merito, magari do la parola in primis o Venezia o Verona, vogliamo sentire Verona che è collegata. Comunque 33% delle persone over 65 utilizzano regolarmente internet, solo 33%, 68% dichiarano di non avere competenze digitali di base per utilizzare smartphone, computer o tablet, il 68%, sono tantissimi, Sì, sono veramente tantissimi. 2, 3. 58,9, quindi 59% tra 65 e 74, quindi un target giovane, perché adesso diciamo che fino a 75 anni anche uno è giovane, non usano il PC, che è un altro problema. 35,7 persone che tra i 65 e i 74 non usano internet, cioè che per alcuni è vitale, non lo usano. 83% degli over 75 non utilizzano il PC, quindi 83 è tantissimo, e il 72,2% persone over 75 che non usano internet. Sono dati Istat del 2023, non è che sono cose inventate. Esatto. E qui vediamo subito dopo l'altra slide che ci fa capire che le competenze digitali servono per tutta una serie di funzioni. Home banking, quindi soldi, la telemedicina, i servizi pubblici online di cui stava parlando lei, quindi gli enti pubblici, eccetera, l'intrattenimento e anche la socializzazione. Sì, è esattamente spaventoso. questo. Allora, io volevo appunto sottolineare, uno, che non sono dati che forniamo noi, ma sono dati ufficiali dell'Istat riferiti appunto al 2023, che è ieri da questo punto di vista. Quindi. Due, che purtroppo investono molte delle questioni della nostra vita quotidiana. Infatti vediamo anche mentre le parla, vediamo l'ultima slide dei rischi del divario digitale, prego. Esatto, perché il tema è esattamente questo, i servizi pubblici spesso e volentieri, anche se non è ancora, siamo ancora nella fase anche digitale, non solamente digitale per fortuna, però i servizi pubblici online spesso e volentieri rappresentano un ostacolo, la telemedicina e lo stesso intrattenimento, perché le persone evidentemente hanno anche bisogno di questo, e quindi la socializzazione. Là abbiamo messo i rischi che, lo ripeto, noi non vogliamo metterla in termini negativi, vogliamo dire guardate che però bisogna intervenire, perché c'è un problema di diritti di cittadinanza che rischiano di essere compressi, c'è un tema legato a tutte le cure, quindi alla salute, c'è un tema legato alle truffe, lo dicevo prima, e c'è anche il tema della possibilità di accedere a informazioni essenziali, e quindi un tema finale che è quello dell'isolamento sociale. Allora, tutto ciò premesso, fondamentale, colleghiamoci un attimo con il segretario Adriano Filice di Verona. Voi avete fatto delle iniziative per riuscire ad avvicinare, a togliere questo gap? E noi abbiamo fatto due iniziative. La prima è quella di vedere questo problema per quello che è, e noi siamo convinti, come ha detto prima Ugo, che non c'è piena consapevolezza di quanto è discriminatorio oggi l'uso del digitale. Noi siamo presenti di fronte a un divario digitale per età. Quando si parla di divario si parla di ingiustizia. Ecco, un attimo solo, perché io non riesco più a sentirla bene, perché il microfono sì, è un po' distante, per cui... Sente? Adesso mi sente? Sì, adesso sì. Sente bene? Sì, adesso sì. Perfetto. No, noi, come dicevamo prima, abbiamo fatto un lavoro di consapevolezza rispetto al fatto che quando si parla di divario per età, e quando si parla di divario si parla di ingiustizia rispetto a un settore di persone
che non accedono a diritti che oggi si possono definire diritti civili digitali. Partendo da questo presupposto, cioè non è un disagio del cittadino, della persona, no, ma è l'impossibilità oggi di accedere ad alcuni diritti che sono diritti di cittadinanza. E quindi l'accesso alla sanità, l'accesso ai servizi comunali, l'accesso ai servizi previdenziali, l'accesso ai servizi fiscali. Allora ci siamo detti che dobbiamo mettere in campo come spia anche uno strumento di aiuto alle persone. Quindi uno strumento di aiuto che possono essere sportelli di aiuto digitale, ma non all'interno di un'opera caritatevole, ma all'interno di un'azione politica che va a denunciare questo divario. E quindi come SPI di Verona ci siamo posti il problema di aprire nei prossimi mesi degli sportelli di aiuto digitale che possono andare incontro a quelle persone, soprattutto sole, soprattutto persone che magari non hanno i propri nipoti e i propri figli, la possibilità di accedere a questi servizi, perché se siamo arrivati al punto per cui per fare una prenotazione sanitaria non è più possibile telefonare, ma quella prenotazione sanitaria tu la puoi fare soltanto in termini digitali, già lì abbiamo un problema grande in una casa delle persone più fragili, delle persone più sole. Ma non parlo solo di questo, parla per esempio semplicemente anche della iscrizione del proprio figlio all'asilo nido. Oggi a Verona lo puoi fare solo e unicamente in termini digitali e quando hai il figlio all'asilo nido per pagare la mensa lo puoi fare soltanto scaricando il modulo del pagamento attraverso il sito del comune, tu ci devi accedere al sito del comune attraverso lo SPID e non basta ancora, devi capire come comunque dopo stamparlo. Per cui noi non siamo di fronte a un disagio collettivo, siamo di fronte a un mancato diritto e di fronte a questo mancato diritto come SPI noi mettiamo in campo e metteremo in campo degli sportelli di aiuto digitale, ma questi sportelli servono anche come una denuncia rispetto al fatto che ci sono delle persone, soprattutto sole, soprattutto anziane, che da questo mondo vengono tagliate fuori. Assolutamente, quindi c'è questa progettualità, che cosa può fare il cittadino che volesse del territorio veronese che ci sta seguendo, avere un supporto, poter avere un aiuto perché poi risulta indispensabile per la vita quotidiana, anche per la sanità e che non è poca cosa accedere a questi servizi? Ovviamente oggi noi ci stiamo lavorando perché ci sono dei problemi da affrontare soprattutto per la privacy. E quindi stiamo cercando di delineare un perimetro nel quale ci siano degli servizi ben individuati sui quali i cittadini si potranno appoggiare rispetto ai nostri uffici. Quindi è un lavoro che sta analizzando tutti gli aspetti del digitale rispetto ai servizi che offre e quindi la possibilità di accedere. Quindi fra qualche mese noi avremo un quadro più preciso di quello che potremo fare concretamente per le persone. Grazie mille. Allora, quindi questo per quanto riguarda Verona, ecco l'aspetto, sapevo che c'era anche il discorso delle prenotazioni sanitarie, però pensavo si potesse a Verona fare anche col telefono, invece a quanto sembra stanno portando molto sul web, quindi è un bel problemino. Andiamo su Venezia. Prego. Anche qui ci sono delle problematiche, vero? Voi avete però fatto dei progetti. Sì, vorrei partire però da capire qual è la dimensione del problema. I numeri, parlo della mia città. Aspetti un secondo, facciamo così, siccome c'è la pubblicità che incombe, lei me ne parla con calma, andiamo in pubblicità qualche secondo. Voi, non solo veneziani, e città metropolitana e isole, aspettate, restate qui con noi, tra pochissimo ne riparliamo insieme. Allora, torniamo a noi, andiamo a Venezia a questo punto. Ha dei numeri interessanti di cui voleva parlarmi, segretario? Sì, vorrei dare una dimensione al problema che stiamo affrontando e parto dai problemi della mia città ovviamente. I pensionati nella città di Venezia sono il 28%, pari a 70.000 cittadini, over 65. Se lo riporto su una scala centro storico e isole, siamo a 24.000, cioè il 32%. Quindi la dimensione che ha assunto il problema digitale investe queste fasce non solo però, perché c'è anche una fascia
culturalmente preparata che rifiuta le tecnologie. Quindi la dimensione va ben oltre gli over 65, investe altre fasce non quantificabili in questa fase. Certo. Se poi aggiungiamo a questo dato puramente quantitativo il dato economico-sociale che consente l'utilizzo delle tecnologie, abbiamo circa il 30% degli italiani che hanno una pensione inferiore a 1.000 euro. Mi spiega lei quanta gente può comprarsi lo smartphone, il PC e gli strumenti per utilizzare anche il digitale? Ma poi soprattutto, attenzione, se uno ha un problema che gli trema la mano oppure non ha... Arriva anche quello, sì, arriva quello. Dopodiché aggiungiamo anche che 6 milioni di italiani sono a rischio di povertà, ci rendiamo conto qual è la dimensione che ha assunto il problema del digitale. Badate che la legge che ha definito il servizio digitale e i diritti è del 2005. All'articolo 8 dice: tutti i cittadini devono poter accedere ai servizi digitali, tutti, non uno. Alla data odierna scontiamo che questo non è accaduto e c'è una trascuratezza di fondo, tant'è che a fronte di un processo di tecnologie avanzate che si stanno realizzando nel Paese, emerge che cosa? Che comunque abbiamo un problema di competenze. L'amministrazione pubblica ha un problema di competenze nella gestione di tutti i flussi informatici e della semplicità con cui costruisce il sistema, l'interoperabilità dei dati, l'informazione che gira tra gli enti diversi. Tutto questo ancora non è completato, è tutto da fare. Quindi scontiamo anche una, come dire, debolezza dal punto di vista delle competenze in grado di affrontare questa complessità. In Italia sugli occupati gli specialisti sono solo il 4%, cioè è una cosa ridicola rispetto alla complessità di quello che sta accadendo oggi col digitale. Cioè abbiamo bisogno, e siamo in Europa molto indietro sul tema delle competenze, siamo al 20° posto. Scontiamo anche questo, oltre che il dato sociale che dicevo prima. Quindi il problema è come affrontiamo il tema dell'alfabetizzazione, ma non solo, del divario tecnologico, che non può essere colmato. Per alcune fasce non c'è possibilità di recuperare. Allora bisogna istituire norme che consentono al cittadino che non può, non ce la fa, non ha i soldi, ha accesso alle informazioni. INPS, se c'hai un genitore che non è in grado, fai la delega. Questo modello di implementazione dello sviluppo in tutti gli enti pubblici della delega può essere la forma che tutela chi non può e chi non ha, altrimenti non c'è strada. Ma la delega è prevista adesso oppure no? No, ho detto, questa procedura negli enti locali non c'è, o hai DIME accesso a Spirito o non la applichi. Non hai più la possibilità di entrare, di ottenere, mentre per l'INPS tu hai la delega. La forma della delega è prevista, può essere implementato in tutti gli enti pubblici? Certo. Allora a questo punto io che ho un figlio do la delega a mio figlio questo è per supplire alla carenza di chi non può accedere. Però il problema è sempre questo, lei lo sa benissimo, da qua in avanti chi ha il figlio, a parte che saranno sempre meno, e lo sappiamo voi che fate delle ricerche, avete dati alla mano, sempre meno quelli che hanno il figlio sotto mano, primo, perché se tutti questi figli migrano verso l'estero, perché giustamente si devono realizzare economicamente, professionalmente, il figlio non ce l'hai sotto casa, quindi se per qualsiasi cosa tu devi delegare un estraneo, so quanto bene sia. Cioè, funzione di fiducia, voglio dire. No, bisogna che ci sia la duplicità di accesso ai servizi, col digitale per chi vuole farlo, ma anche fisicamente, perché allora bisogna aprire degli sportelli fisici così come avveniva una volta. Questo sì. Se ci sono sempre più anziani, viva Dio, cioè, non possiamo fare le cose per i non anziani che ce ne sono sempre meno, per i nativi digitali sono pochissimi e se ne vanno via. Qui abbiamo i nativi non digitali, come giustamente dite voi, e in più persone culturalmente a livello molto basso, perché ci stiamo riempiendo anche di questi, che non riescono a capirci niente, giusto o no? Sì. Prego. Il problema che cercava di sollevare Antonio è che uno dei temi è il diritto all'accesso. Sì, ma infatti è giustissimo, è sacrosanto, è vero. A livello internazionale si sta discutendo del diritto all'accesso come un diritto fondamentale o come un diritto umano. In realtà in Italia, tranne la legge istitutiva, non se n'è fatto nulla. Certo. Cioè non si è provato a ragionare e ad investire rispetto a questa questione. Poi appunto si possono trovare delle soluzioni,
delle soluzioni che valgono per chi ha dei familiari, che valgono per chi ha che valgono anche per chi è isolato. Però il tema è che invece a oggi la pubblica amministrazione ha fatto delle scelte, in tanti casi non ha le competenze per fare anche semplicemente dei siti che siano facilmente comprensibili, esatto. E dall'altro non ha investito in nulla per rendere il diritto all'accesso un diritto di cittadinanza vero. Certo. Sì, volevo dire questo, aggiungo. Non so se è a conoscenza della rete dei servizi di facilitazione digitale che ha attivato la Regione Veneto. Rientra nel PNR. Lo Stato ha finanziato 135 milioni per facilitare la formazione dei cittadini. Alla Regione Veneto sono state date risorse per 234 centri distribuiti in tutta la regione per formare 188.000 cittadini a fronte di una situazione di over 65 nel Veneto di 1 milione e passa. Quindi questo intervento consentirà a 188.000 cittadini di poter essere formati e accedere, ma c'è tutto il resto che non ha, come avevamo detto prima, la possibilità di accedere. Allora, il punto è, io devo costruire degli sportelli con persone digitalizzate dal punto di vista pubblico che sono in grado di fare la domanda al cittadino. Infatti. E il nodo è questo, ma lì abbiamo carenze. Sui servizi di servizio digitale siamo indietro. Sui servizi di civile digitale siamo indietro. Bisogna implementare, sviluppare e costruire nuove forme di servizio per i cittadini Assolutamente, per superare le carenze che soggettivamente hanno. Aggiungo che molti dei pensionati vivono da soli. È questo che ho detto prima io. Cioè Qualcosa come il 50% vive da solo. Ci rendiamo conto qual è il quadro sociale a questa gente e negato il diritto di cittadinanza, non hanno più accesso a nessun rapporto con la pubblica amministrazione. Questo è il dramma politico e sociale. Infatti, Felice Adriano, davvero, tra l'altro dall'indagine fatta a livello territoriale emerge che anche pochi hanno la possibilità di avere un PC o uno smartphone. Quindi... Sì, i numeri che sono stati illustrati prima sono numeri che si possono fotografare in tutti i territori d'Italia e anche a Verona. Però prima si è evidenziato una questione della negoziazione sociale e se si parla di negoziazione sociale con i comuni noi denunciamo effettivamente che la mancanza di competenze probabilmente nel rendere semplici i siti comunali è un altro problema grande come una casa, perché i comuni mettono in piedi per i cittadini dei servizi e questi cittadini dovrebbero essere a conoscenza del servizio e anche come si accede al servizio. Allora io sfido chiunque ad andare in qualsiasi sito di qualsiasi comune, tranne qualche poca eccezione, e andarsi a vedere se quei siti sono strutturati in maniera semplice, in maniera accessibile, che si possa conoscere il servizio di quel comune, che banalmente si possa avere un diritto fondamentale del cittadino, quello di andare magari a scaricarsi anche i bilanci dei comuni. Allora dovremmo farci tutti un giro sui siti dei comuni per vedere, constatare amaramente che tanti siti dovrebbero essere assolutamente rifatti perché dovrebbero essere più semplici, ma si parte da 1000 interventi per poter aiutare le persone, perché c'è chi ha scritto che il mondo si divide tra prima del Covid e dopo il Covid. Quando è arrivato il COVID tutto si è fermato. Se ci pensate, tranne una cosa sola, l'informatica, e che da lì in poi questa informatica ha avuto un salto notevole, un salto quasi definitivo per la nostra società. È stato fondamentale, diceva prima Ugo, noi non siamo quelli che vogliono distruggere la tecnologia, perché la tecnologia ha anche grandi opportunità, anche per le persone anziane, di conoscenza e di quant'altro. Però ci sono ancora tanti problemi da affrontare e quindi bisogna mettersi nelle condizioni e mettere nelle condizioni a partire da azioni molto mirate, a cominciare dai comuni, a cominciare dalla negoziazione che noi facciamo,
rispetto a dover esigere dai comuni siti semplici, siti accessibili, dove si possono conoscere i servizi e dove si possa con quei servizi riuscire a comunque affrontare i problemi delle persone. Assolutamente, questo vale in generale, vale per gli enti pubblici. Beh, voi avete appunto questa benedetta contrattazione sociale che può servire molto, però non solo, perché sono di tutto e di più, qualsiasi cosa. Sì, penso Anche anche, partecipare a una mostra. vorrei aggiungere allora un altro elemento per sostenere questa difficoltà che hanno i cittadini. Noi siamo anche patronato e sulle politiche del lavoro, della sanità, l'INCA, il CAF. Sì. Non siamo riconosciuti allo stesso modo dagli enti locali nel rapporto con i pensionati e tutte le politiche dei pensionati. Credo che c'è bisogno di dare un riconoscimento giuridico a questa forma di tutela che si esercita sul lavoro anche sui pensionati, per avere un'interfaccia nei confronti dell'amministrazione pubblica, laddove l'amministrazione non è in grado di gestire quello che diceva il sindaco, il compagno di Verona, laddove i comuni non sono in grado di svolgere, perché non hanno neanche i comuni hanno tutte queste competenze per poter fare queste cose. Oggi, faccio un esempio. Venezia qualche anno fa aveva 4.000 dipendenti, sai quante ne ha oggi? 2008. Dove hai scontato le risorse? Sui servizi sociali, su tutti questi servizi che servono alla cittadinanza o no? E questo non riguarda solo Venezia, immagino, visto che c'è stato un taglio delle risorse agli enti locali. Quindi abbiamo anche un problema sulla politica dell'ente locale, laddove lo Stato non dà più. Quest'anno c'è stata una polemica dei sindaci sulle risorse che la finanziaria non ha dato ai comuni. Quindi anche i comuni si trovano in difficoltà, sia sul piano delle competenze sia sul piano delle risorse. E non riconoscono al sindacato il ruolo che l'INCA e il CAF hanno nei confronti di altre politiche. Credo che sia questo anche uno dei terreni che dobbiamo privilegiare, perché ci sia un riconoscimento di fatto del ruolo che giochiamo con i pensionati. Assolutamente, siamo giunti al termine. Grazie. Segretario, vuole dare una battuta di chiusura? Sì, noi oggi abbiamo voluto ragionare attorno a uno dei problemi che i pensionati ci dicono come uno dei problemi centrali. È evidente che come sindacato pensionati noi stiamo lavorando per dare anche qua una mano e delle risposte. Vedete tutte le sedi provinciali da contattare, perché in ogni provincia si sta facendo un lavoro anche specifico su queste questioni. Assolutamente. Ecco, ricordiamo che questi numeri sono importantissimi, perché qui potete chiamare lo SPCGL, chiedere un supporto, una consulenza, anche come accedere a questi benedetti servizi, che è difficile, e non trascurarli, perché poi quando serve fare una pratica, una procedura, avere anche un passaporto, prenotarsi, perché poi giustamente adesso esatto, hai voglia, bisogna assolutamente farlo, quindi fatevi aiutare, fatevi anche controllare la pensione, già che ci siete, che male non fa, perché si scoprono tante cosette interessanti, soldini che magari si possono ottenere per i famosi diritti inespressi. Grazie ai nostri ospiti, grazie naturalmente a Adriano Filice, segretario generale SPCGL di Verona, che è collegato con noi del suo intervento. Saluto a tutti voi. Grazie a Antonio Infante della Lega SPCGL Venezia, Centro Storico e Isole, per essere intervenuto, e naturalmente Ugo Giollo, segretario dello SPCGL del Veneto. Grazie a voi. Cari telespettatori, rivedete, se avete voglia, la puntata naturalmente sul YouTube, ma anche sul web. Buon proseguimento.